Eccola! Perché sono nato e cresciuto a Pordenone, perché voglio bene alla mia città, perché per me fare il sindaco non è né un ripiego né un trampolino di lancio, perché quando sono stato assessore ho dimostrato voglia di fare, idee e capacità di concretizzarle, perché sono sostenuto da una coalizione molto diversa da quella che ha perso nel 2021, con Italia Viva al centro, liste civiche con professionalità e competenze, perché assieme anche all'ascolto dei cittadini abbiamo elaborato un programma niente affatto estremista o ideologico, ma concreto, calato sull'analisi di una città che gode di un elevato livello della qualità della vita, ma dove non mancano delle difficoltà, e queste difficoltà vanno affrontate con un progetto che offre più opportunità alle famiglie di fare figli, ai giovani di crescere sani e restare a Pordenone, agli anziani di invecchiare attivamente, alle imprese di essere più competitive, sviluppo ma anche coesione sociale, perché ci sono nella nostra comunità tante persone che non ce la fanno e noi dobbiamo avere un'attenzione, una sensibilità anche per quelle, e quindi anche il rilancio dei servizi pubblici e aiutare le famiglie a risparmiare. Se credete in questo progetto datemi fiducia, porterò avanti assieme a tutti una città per tutti. Grazie.